in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Sportello Pensionati. Vediamo subito chi c'è in studio con noi. Oggi con noi ci sono Renzo Mularo, che è agente sociale a Codroipo, e Silvano Dentesano, che è segretario dell'FNP CISL di Udine, quindi città. Udine, città più 13 comuni, più con 13 Termini, un po' di Interland, ecco. Ecco. Sì. Allora, tema della trasmissione di oggi, a parte che abbiamo un paio di messaggi ai quali dobbiamo dare risposte, sono rimasti dalla scorsa settimana. Comunque, nella prima parte di trasmissione cosa parliamo? Di scadenze, no? Scadenze per quanto riguarda settembre. Certo. Ci sono tanti argomenti da affrontare nella prima parte di trasmissione. Esatto. Allora possiamo partire subito da una scadenza già stata, che era quella del 15 di settembre. Sì. L'INPS dovrebbe aver mandato delle segnalazioni per l'invio del RED, quindi è una dichiarazione reddituale che va presentata dai pensionati che hanno prestazioni naturalmente collegate al reddito, sia propri e sia dei familiari. Chi ha ricevuto questa comunicazione di sollecito entro il 15 settembre doveva presentarsi e doveva presentare per l'invio online. Quindi è già passata la scadenza, ma eventualmente se qualcuno ha ancora questa comunicazione è pregato di rivolgersi a un patronato per l'invio online, perché altrimenti dopo 60 giorni, se l'INPS non avrà ricevuto questa dichiarazione reddituale, sospenderà l'erogazione della prestazione. Sì, è bene ricordarlo ai telespettatori e alle persone che ci seguono, perché effettivamente, come abbiamo detto anche nelle passate puntate, nelle precedenti puntate, effettivamente ci sono delle persone che si dimenticano e poi dicono non ho ricevuto questo, non ho ricevuto quello, mi hanno bloccato tutto perché si sono dimenticati di presentare la documentazione necessaria. La dichiarazione, in questo caso il modello Teniamo RED, presente, anche visto che siamo a 6-7 giorni dalla scadenza, io ho ricevuto una lettera di un erogatore di un servizio con una scadenza 15 agosto, mi è arrivata ieri l'altro, quindi può darsi che ci sia anche magari qualche disfunzione delle poste. Cioè, quindi scadenza 15 settembre? Scadeva il 15 di agosto, il 15 mi è arrivata un mese dopo a casa. Voglio dire, un erogatore di servizi. Non è successo niente, perché io ho pagato subito. Ti chiedono con gli interessi, no? No. Dopo 15 giorni io ho pagato, scadenza. a fine adesso vedremo quello che succede, no? Però faccio per dire, ci può essere magari un ritardo delle poste, per cui, ecco, questo è importante, insomma, se è arrivata questa comunicazione, di attivarsi immediatamente presso un patronato per fare l'invio online, naturalmente, della documentazione. Il 30 settembre c'è un'altra importante presentazione di domanda perché riguarda i lavoratori domestici, colf e badanti, per il bonus energia aiuti. Quindi entro il 30 settembre per ottenere i 200 euro, ci ricordiamo che alcune categorie le hanno prese, rimaste escluse, alcune categorie non le hanno prese, quindi colf, badanti e lavoratori domestici dovranno inoltrare all'INPS la specifica domanda online. Quindi anche lì tramite i servizi telematici messi a disposizione dal patronato. Quindi questa è una raccomandazione, perché poi molte volte sentiamo anche per strada ma il bonus 200 non l'abbiamo ricevuto, perché non l'abbiamo ricevuto? Ecco, abbiamo ricevuto anche 30 di settembre, entro il 30 di settembre diciamo che un lavoratore domestico, colf e badanti deve presentare la richiesta all'INPS per il bonus energia. E può capitare che ci siano dei conguagli sulla rivalutazione del 0,2% dello scorso anno. Ecco, questa rivalutazione doveva essere fatta, diciamo, a gennaio. Verrà fatta a novembre, sia a debito e sia a credito, quindi con la pensione di novembre verrà recuperata, diciamo, quel 0,2%, perché la differenza tra l'1,7 che era prevista
diciamo, lo scorso anno e l'effettivo 1,9% dell'inflazione effettiva, quindi è previsto un conguaglio che sarà riconosciuto a novembre 2022 a tutti i pensionati. Ecco, questa è, diciamo, l'ultima scadenza, è naturalmente la scadenza sempre del 30 settembre per quanto riguarda chi lo deve presentare il 730. Modello 730, 730 unico, sappiamo che i pensionati che hanno solo il reddito da pensione non lo devono presentare, i pensionati che hanno eventualmente altri redditi, quindi immobili o altri redditi, insomma, che non sono magari anche presentati nel 730, che non è obbligatorio fare il 730. Ecco, è chiaro che è consigliato fare comunque il 730, però non c'è l'obbligatorietà. Chi invece ha altri redditi, naturalmente deve fare il 730. La scadenza è 30 di settembre. Renzo, come agente sociale, tanto lavoro in questo periodo, in quel di Codroipo? Pensavo, a dire il vero, pensavo qualcosa in più. Ci sono i ritardatari, come ha detto lui, del 730, ci sono quelli che chiedono per il bonus 200, che sono i partita IVA e quant'altro, che fra l'altro non si sa, avrebbero dovuto iniziare a presentare la domanda il 20 di settembre e invece non c'è ancora il decreto attuativo, per cui dovranno presentare entro ottobre. E ci sono le solite domande di quando uno vuole andare in pensione o quando può andare in pensione. Comunque volevo semplicemente dire che il 16 di settembre è stato pubblicato il decreto aiuti ter, che prevede un sacco di argomenti, gli argomenti che possono interessare particolarmente i lavoratori e i pensionati è l'aiuto di un bonus una tantum di 150 euro, una tantum, che dovrebbe essere messo in busta paga per i lavoratori a novembre e anche per i pensionati senza fare alcuna domanda, non c'è da fare alcuna richiesta o domanda. Rispetto al bonus 200 è stato modificato nel senso che hanno diritto a avere questo bonus di 150 euro solamente i lavoratori e i pensionati che hanno un reddito inferiore a 20.000 euro. Ecco, prima era per 35.000, no? 35.000. Nel primo provvedimento. Hanno diminuito il limite. Fra le varie cose che interessano soprattutto sono interventi per... chiedo scusa un attimo Renzo, ma per chi percepisce una pensione e uno stipendio che deve essere inferiore ai 20.000 euro oppure si calcolano anche altre voci? Riguarda solo lo stipendio? Parlano solamente stipendio di pensione? Stipendio e pensione, sì. Sì. Ecco, riguarda 20.000 solo euro lordi. 20.000 euro 20.000 euro lordi. Esatto. Ecco perché è bene specificare, altrimenti poi no, magari ci possono poi ci sono altri redditi e quant'altro. Ecco, perché anche se ci sono altri redditi... A dire il vero, devono ancora... È specificato o non è specificato? È specificato reddito lordo. Reddito lordo. Quindi non si parla di stipendio o di pensione? Diciamo che si parla di reddito assoggettabile all'IRPEF. Esatto, quindi per cui all'interno del reddito intervenire anche altre voci? Esatto, altre voci, perché se è assoggettabile all'IRPEF, sono altre voci, quindi tutto concorre. Invece il primo era 35.000 di stipendio o di pensione, non c'erano altre voci. Esatto. Quindi Comunque, questo è molto più restrittivo. Quello che è assoggettabile hanno diminuito anche la quantità di persone a cui verrà consegnato. Fra le altre cose che prevede il decreto, ci sono gli interventi per il carabollette, per i trasporti e quant'altro. La cosa, secondo me, una delle cose più, sono 25 le voci per cui entrano. Le voci sono quelle, c'è una delle sanzioni per chi delocalizza, le ditte che delocalizzano senza giustificato motivo la sede di lavoro, cioè chi chiude la sede diminuisce di oltre il 40% del personale in una sede italiana non per la crisi economica in generale, perché decide di far spostare la lavorazione all'estero,
deve pagare delle sanzioni, deve restituire eventualmente i contributi che ha avuto e quant'altro. Da tempo si parlava di questo provvedimento, adesso il decreto c'è o sta prendendo forma? Il decreto c'è. Il decreto c'è. Deve uscire sulla Gazzetta. Adesso non è ancora sulla Gazzetta, per cui certe cose più specifiche ci saranno dal decreto, oppure ci saranno... Vedi, da bravo pensionato, no, dell'ufficio. No, questo penso che abbia influito il problema della Varsila. In questo caso forse che quindi ha accelerato questo problema, che è stato un problema alto. Da segnalare però una cosa, che l'INPS nel decreto c'è anche la disposizione che dice che all'INPS di recuperare eventuali pensioni oppure integrazioni effettuate nel 2019-20 se a chi non aveva diritto, e eventuale deve farlo entro il prossimo anno. Queste è le cose essenziali. E che altro? Qualche altra curiosità all'interno del decreto? Vediamo. C'è anche una possibilità negativa, dopo lo dico io. Dopo. La dici tu? Prego, lo fai tu. Anche perché la settimana voglio dire perché il decreto prevede anche il recupero dei crediti, dei debiti, diciamo, o delle indebite pensioni entro il 2023. Quindi anche lì verrà proprio specificato bene nel decreto, quindi l'INPS provvederà a recuperare anche le quote di indebite pensioni ricevute da chi pensava magari di averne diritto. Integrazioni, quindi mi collego di nuovo alla dichiarazione dei RED, oppure chi non fa i RED, o meglio, chi non fa il 730 deve fare il RED, però il RED deve essere fatto normalmente entro febbraio. Febbraio deve essere fatto, però chi si è dimenticato e non l'ha fatto rischia che venga decurtata la pensione, sarà integrazione oppure anche tolta. In alcuni certo, perché se ce l'ha in maniera in debito, se non ha presentato questo è la dichiarazione reddito, da quello che vedo, e soprattutto chi ha delle piccole, magari anche piccole pensioni che vengono dall'estero, che non sono trattate direttamente l'INPS, per cui l'INPS non lo sa direttamente. Non avendo queste persone, non facendo il 730, per cui dal 730 sarebbero inglobate tutte e due le pensioni, l'INPS non viene a sapere che una persona ha un altro reddito, un'altra pensione, per cui magari dà un'integrazione alla pensione che non ha diritto. Ci sono capitati appunto dei casi proprio nelle settimane passate. Sono capitate, sono arrivate segnalazioni di problematiche di questo genere. Sì, che poi magari sono cose che si possono risolvere anche in via informatica, facendo la persona direttamente in via informatica, però sappiamo benissimo che molti pensionati non hanno dimestichezza con lo SPID e informatica, per cui per forza di cose devono rivolgersi a un CAF o un patronato. Bene, ci facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante. E da questo punto intanto stanno già arrivando i messaggi. Vi ricordo che da ora in poi potete telefonare 0432 573517 oppure inviare solo SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, abbiamo una telefonata. Chi c'è in linea? Buonasera. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, la sentiamo, signora. Sì, buonasera. Sono una signora di Monfalcone. Volevo chiederle, per gentilezza, mi sono persa un passaggio. Diceva il signore che a novembre ci sarà qualcosa di soldi in più della pensione, non ho capito bene. Sì. Silvano, hai dato tu la lieta novella? Sì. Allora, a novembre, grazie naturalmente al decreto aiuto bis, ci sarà la rivalutazione anticipata della pensione dello 0,2%. E quanto in più? Allora, io le posso anche fare dire quanto in più. Io ho 809 euro. Non mi dica la pensione, che non la vogliamo sapere. Io le dico, allora una pensione minima di 524,34 al mese, che la minima prenderà circa 10,5 euro in più.
Andiamo un po' più su a metà pensione, 1.500 euro, parliamo di 1.500 euro lordi. No, ma io, mi scusi un attimo, Prego. io guardi, non ho niente da nascondere, io ho 809 euro e 32 centesimi. Sì. Volevo sapere di preciso più o meno quanto mi verrebbe in più. Ma sono netti o sono lordi? Questa è netta. Quindi sarà sui 1.000, possiamo euro. calcolare sui 1.000. Quindi prenderà 20 euro in più per mese di ottobre, novembre, dicembre, più la 13ª. Ho capito. Ecco. In più ci sarà Va bene. i 150 euro. Ah, ecco. In più sì. ci sarà il In bonus. più avrà la nuova misura dei 150 euro di cui abbiamo parlato prima. Ho capito. Però Questo una tanto, tutto però. a novembre? Sì. Sì, a novembre. A novembre 150 euro. Ma è solamente per novembre, è una tantum quello. È un bonus. È un bonus. Ah, ho una tantum. capito. Non c'è, l'altro è un aumento di pensione, invece questo capito. è una tantum. Va bene. Va La bene. ringrazio, Signora, buonasera. grazie per aver Grazie, chiamato, buonasera. continui a seguirci, Senz'altro. Grazie. Voglio Buonasera, dire che buonasera. questo Buonasera. incremento, questa rivalutazione Sì. della pensione sarà dato fino alle pensioni con un importo 2.692 euro. Quindi diciamo che l'ultima pensione di 2000 prenderà circa 52 euro in più. Ecco. Questo è, diciamo, questo è già perché questo è l'aiuto, il secondo decreto aiuti che è stato fatto, quello per cercare di far fronte un po' al caro prezzi, care bollette e via avanti. Vediamo i messaggi. Sono una dipendente e questo è un messaggio che appunto avevamo dalla scorsa settimana. Sono una dipendente di un'azienda privata, malata oncologica in cura con terapia salvavita, invalidità 100%, assegno ordinario di invalidità e titolare di legge 104. Sono a casa da maggio 2021 e non ho mai ripreso il lavoro. Ho usufruito della malattia INPS per il 2021 e per il 2022. Vorrei gentilmente parlare della mia situazione per sapere come si evolverà. Grazie per l'attenzione. Evidentemente la situazione dal punto di vista pensionistico, ritengo, no? Certo. Anche se non ha specificato la signora. Se ha diritto alla pensione, dipende da quanti anni ha di contributi, e dell'età soprattutto, se ha diritto alla pensione. Per il fatto di avere già 2 anni di malattia potrebbe essere, dipende dalla ditta, dipende anche che ditta, potrebbe essere anche cessato, la ditta potrebbe portare alla cessazione del rapporto di lavoro. Visto che si prolunga, ci sono i 18 mesi più altri 12 mesi per i pensionati, per le persone oncologiche. Per le persone oncologiche poi al 100% bisogna vedere anche se ha diritto anche all'indennità di accompagnamento eventualmente. E lì ha messo anche la 104, che ha la 104. Comunque diciamo però che, non vuol dire che... diciamo che una volta verificato la situazione contributiva, che dovrebbero essere 30 anni di contributi, potrebbe accedere in questa situazione un po' particolare all'Ope Social, perché l'Ope Social viene concessa anche in specifiche condizioni, in specifiche situazioni, anche dovute a invalidità civile di almeno il 74%. Ecco, superiore al 74% è chiaro che deve verificare la sua situazione contributiva. Ecco, questo diciamo, è meglio che si rivolga al patronato, perché se ha l'Ope Social che è un anticipo di pensione, però le consentirebbe comunque un'uscita lavorativa, insomma, ecco, diciamo. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Buonasera, con chi parliamo? Pronti? Sì. Eccoci, ci siamo. Sì, arrivo qui. Arriva? Dove era andato nel frattempo? Sto ascoltando la televisione sulle Friuli. Non ho capito. Cosa ha detto? Sto guardando il TV su Tele Friuli, sportello del... Sì, è qui, sta parlando con noi. Sì, qui 150 euro.
Lei ascolti un attimo, probabilmente lei è troppo vicino col suo telefono al televisore, le conviene abbassare un po' il volume del televisore, sa? Perché altrimenti fa un brutto effetto e anche qui non riusciamo a capire bene quello che ci dice. Fatto. Allora, quei 150 euro per il mese di novembre. Ah, i 150 euro di bonus, sì, l'una tantum, sì. Esatto. Ci vengono dati sia all'operaio che al pensionato? Viene dato sia ai pensionati che ai lavoratori. Non devono avere un reddito lordo superiore a 20.000 euro. Allora, è una tantum comunque. Sì, allora io prendo 1130 euro al mese. Sono dentro? Per di pensione a 1100? Sì, netto. Beh, 1100 supponiamo che dovrebbe rientrarci perché mette a 1100 netti, corrisponderanno più o meno a 1500 euro lordi e per 13 mensilità dovremmo esserci dentro. L'importante è che lei non abbia altre fonti di reddito, no? No. Cioè fa riferimento al reddito del 2021 però, Solo pensione netto 1130 al mese. Sì, e quindi dovrebbe starci dentro con quell'importo lì. Ecco, nel mese di novembre, quindi però solo per novembre, perché è una tantum. Sì. E allora qua, ultime parole. Sì. Allora, le buste paga dell'operaio sono sempre quelle. La funzione dei pensionati è sempre quella, i prezzi vanno no, ha detto che la pensione è sempre quella, però i prezzi continuano a salire, no? Capito bene? Perché non la rivalutazione adesso c'è stata, un'indice di rivalutazione c'è stata, non tanto, ma comunque lui si prenderà quei, abbiamo detto, circa 20 euro, insomma, con quella pensione anche un aumento nella pensione. Ecco, per i 3 mesi adesso, da ottobre, novembre, dicembre, più la 13ª, c'è la rivalutazione del 0,2%. Va bene? Va bene, buona serata. Grazie a lei, grazie per aver chiamato, buonasera. Ho fatto una volta domanda per dote famiglia con centro estivo, però non ho raggiunto i 500 euro che spettano. Adesso posso rifare domanda per raggiungere associazione sportiva per mio figlio? Ma se ha già fatto una volta, se ha già avuto, non credo, no? che possa. Non dovrebbe essere diciamo, la possibilità di presentare un'altra domanda, perché c'era quel decreto che faceva riferimento al bonus famiglia. E comunque sarebbe interessante verificare perché non ha raggiunto i 500 euro. Ecco. E qui purtroppo deve rivolgersi a un patronato per verificare il perché, se sarà una questione di limite di reddito o perché siccome ha specificato che non ha raggiunto i 500 euro bisognerebbe anche capire, insomma, il perché, ecco, della cosa. Noi non possiamo adesso darle notizia perché non abbiamo neanche gli estremi per valutare, insomma, per fare una valutazione, ecco. Ecco, qui ci arrivano ancora complimenti, grazie, ci arrivano spesso complimenti per la trasmissione, sempre utile, aggiornata e attuale, no? per i telespettatori. Chiedo ai suoi qualificati ospiti il limite ISEE per richiedere il bonus energia, che ammonta a euro 12.000 o 15.000. Cordiali saluti da un affezionato telespettatore, che noi salutiamo, signor Maurizio. Grazie per essere un nostro fedele telespettatore. Continui sempre così, mi raccomando, ci guardi sempre. Quindi 12.000, 15.000? Per il decreto aiuti bis dovrebbe essere rimasto a 12.000. Però, visto che il decreto non è ancora stato pubblicato, non si avere un po' di pazienza, no? Non si sa con certezza, perché stavano discutendo per aumentare a 15.000.
Aspettiamo il decreto quando verrà pubblicato, che sarà definitivo. E così costringiamo il signor Maurizio a seguirci anche la prossima settimana, no? Che così riceve notizie fresche. Va bene. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Siamo qua. Pronto? Sì, pronti, buonasera, ci siamo. Posso parlare? Certo, può parlare, è in diretta. Buonasera, volevo chiedere, no? Per fare la domanda pensi di accompagnamento per una handicap, che documenti bisogna portare? Ah, ecco, fare Basta richiesta. verbale? Per l'accompagnamento? Sì. Per l'accompagnamento? Fare l'accompagnamento per handicap. Lei ha già fatto l'invalidità civile? Lei è 100% grave, verbale, no? Sì. Adesso vorremmo fare la domanda di accompagnamento. Bisogna presentare. Allora, se lei ha già una validità civile al 100% dove non è prevista l'indennità di accompagnamento, bisogna recarsi in patronato e fare la richiesta presso l'INPS di indennità di accompagnamento. Non viene in automatico viene solo sulla prima visita. Ecco, sulla prima visita di invalidità la Commissione decide se lei ha diritto a una validità 100 senza accompagnatoria o con l'accompagnatoria. Qualora le condizioni siano peggiorate nel tempo, quindi l'invalidità del 100%, la condizione della persona è peggiorata nel tempo, deve segnalare al medico di base, il quale farà una certificazione, dovrà recarsi presso un patronato e inviando online la richiesta all'INPS. Sì, la richiesta per handicap, no? Sì, il peggioramento effettivo della situazione. Perché lei ha già 100% grave, allora basta il certificato medico. Deve essere indicato sul certificato medico che non è in grado di svolgere le mansioni normali di vita normale. Se non è in grado di svolgere le sue mansioni normali, c'è scritto non è in grado di deambulare. Di fare le sue azioni normali di vita. Sì, volevo chiedere un'altra cosa, no? Allora, mio figlio ha 40 anni e lavora in cartiera, fa giorno, notti, domeniche. Sì. Può andare in pensione prima o no? Prima quanto prima? Perché bisogna... Per esempio, dopo 40 anni ha due invalidi in casa, c'è qualcosa che può andare prima? Sì, se lei rientra nei lavori usuranti, rientra in specifici lavori usuranti, adesso lei lavora in cartiera, bisogna vedere che mansione ha, e se rientra nei lavori usuranti lei può andare in pensione anticipata. Ah sì? 41 anni di contributi, 40 anni per le donne. Se non è... a chi si può chiedere? Sempre al patronato. Sempre al patronato. Lavori usurai, a chi si può chiedere? Patronato, vada al patronato, al patronato più vicino. Va bene, grazie. Va bene. A lei, grazie per aver chiamato. Mandi, continui a seguirci anche lei, sempre. Grazie, buonasera. E ci facciamo una piccola pausa. Rimanete con noi, a fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio. Buonasera, io ho compiuto 67 anni, ho 12 anni di contributi, mio marito ha 1.260 euro di pensione. Non ho diritto ad avere anch'io la pensione, firmato Titti. Allora, rispondiamo. Rispondi. Signora, hai consultato il vademecum qua che ti sei portato dietro? Perché a 67 anni bisogna avere almeno 20 anni di contributi, indipendentemente comunque dalla pensione poi del marito, perché quello è un dato acquisito. E quindi purtroppo dovrà aspettare tempi migliori, che saranno i 71 anni di età. 71? E poi verificare anche i suoi contributi quando sono stati fatti. Non i 70, 71. 71. Mamma mia. Pensione di vecchiaia contributiva sono 71 anni di età.
e deve aver versato comunque ultimamente dei contributi, insomma. Cioè, bisogna vedere quando ha pagato questi 12 anni, se li ha pagati negli anni 80. Ho capito, però, e se no di questi 12 anni, ma già altre volte persi, buttati via. Sì. Sono persi, purtroppo sì, signora. Questa purtroppo sono notizie che non vorremmo dare, Bisogna arrivare sperando 18 anni anche che ci intervenga su questa situazione, perché chiaramente chi ha versato dovrebbe avere comunque diritto di avere almeno qualcosina, però per adesso la legge dice questo. Ce la facciamo ancora, c'è ancora una telefonata, avrei ancora messaggi, vediamo se riusciamo a sentire chi c'è in linea. Pronti? Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Paolo e chiamo da Udine. Sì. Volevo chiedere un'informazione. Mia figlia ha un certificato della commissione medico-legale che riporta invalidità del 90% con, diciamo così, il comma 3.3 della legge 104. Volevo capire, ha l'esenzione dell'IVA al 4% mia figlia, sì o no? L'IVA? Qui Se deve comprare macchine o altro deve rivolgersi ai concessionari. Deve rivolgersi a, non saprei dire, forse al CAF, però o comunque se deve acquistare qualcosa si rivolga a chi le vende questo bene, questo bene, esatto. Ho capito. Perché, però magari anche un saltino lì, no? Sì, al CAF. Al CAF, sì. CAF, perché l'informazione, perché è questione di... Scusa, CAF, sì. Sì. CAF, perché però normalmente per tutte queste agevolazioni di IVA e quant'altro si fanno direttamente con le ditte che vendono il bene. Ho capito. Va bene. Va bene. Grazie per aver chiamato. Paolo, no? Mi ricordo bene, Paolo da Udine. Grazie, buonasera. Riusciamo a dare ancora una risposta? Buonasera, mia moglie sta facendo la finestra ai 12 mesi per la pensione con opzione donna non lavorando. Da gennaio avrà l'assegno. Ha diritto al bonus di 150 euro? Sì, perché è lavoratrice, Però, se non supera... Sì, la finestra, sta facendo la finestra ai 12 sta facendo mesi la finestra, per cui lei la pensione con opzione teoricamente donna, è già in pensione. non lavorando. Se fa la finestra, ha già fatto richiesta della pensione. Non lavorando però. Quindi non lavorando, avrà l'assegno, da gennaio avrà l'assegno e ha diritto adesso al bonus di 150? No, dovrebbe lavorare adesso. Adesso, a novembre. A novembre dovrebbe lavorare. A novembre. Se ha già fatto richiesta di pensione, quindi lei è nella finestra pensionistica per avere la prestazione finanziaria, diciamo, no? La pensione. Per cui lei ha diritto al 150, perché no? Ultima attenzione risposta, attenzione sempre ai 20.000 euro. Sì, attenzione, che sono il tetto euro. Massimo. Riusciamo a dare ancora una risposta velocissima perché siamo in chiusura. Mi dispiace, ci sono ancora dei quesiti, così ci seguirete anche la prossima settimana. Non ce la facciamo oggi a dare risposte anche a tutti quelli che ci hanno inviato SMS. Sono un pensionato con pensione di circa 700 euro, ho fatto ad agosto tramite il patronato domanda per la 14ª, ma per ora non mi è arrivato ancora nulla. Quanto tempo ci vorrà per riceverla? Quanto ha compiuto 64 anni? Qui non c'è scritto. Qui sul messaggio allora, guardi, sono un pensionato con pensione di circa 700 euro. Ho fatto ad agosto tramite patronato domanda per la 14ª. Allora, 14ª, si per ora tratta non dei è 64 anni di età, se ha compiuto gli anni nei primi 6 mesi prenderà la 14ª mese di dicembre. Ecco. Diversamente, a dicembre. Diversamente la prenderà il prossimo anno al mese di dicembre. Esatto. Quindi dovrà aspettare un attimo, un po' di pazienza. Esatto. Mi dispiace, non riesco, ci sono ancora dei quesiti qui, magari per la prossima volta. La prossima settimana. Quindi ringraziamo Silvano Dentesano, che è segretario dell'FNP CISL di Udine, e ringraziamo Renzo Mularo,
che è agente sociale, ha le funzioni di agente sociale a Codroipo, comunque sempre nell'ambito dell'FNP. Certo. Bene, grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito. Grazie. Mi raccomando, seguiteci la prossima settimana anche per ricevere le risposte che non avete ottenuto oggi. Ci vediamo mercoledì prossimo alla stessa ora, 18:15 in diretta. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.